100 domeniche. La tragedia del crack delle banche popolari in un film. Oggi la prima proiezione a Vicenza, l'epicentro del terremoto di BPV. Nella sala del cinema del Patronato Leone XIII le luci si spengono e va di scena il dramma. Sono felicissimo per voi. Non sapete quanto ho desiderato questo giorno, tu lo sai. Emilia mi ha raccontato 100 volte di quanto avete fantasticato sul suo matrimonio. Sì, quando ero piccola facevamo sempre la scena del mio arrivo all'altare, io ridevo come una matta. Come una matta, sì. Come tanti drammi, anche questo è imprevedibile, improvviso. Aleggia sordo, invisibile su tante inconsapevoli famiglie che fondavano il loro futuro sui risparmi di una vita. E quando la verità cruda, terribile, si rivela, è già troppo tardi per migliaia di cittadini, di pensionati, di lavoratori che avevano riposto fiducia nel sistema bancario. Sì, fiducia, la parola chiave che coglie subito il vescovo di Vicenza, Monsignor Giuliano Brugnotto, presente alla prima proiezione del film. Quella fiducia che è dentro una vita sociale di un paese ed è la fiducia nei confronti delle istituzioni. Ecco, mi sembra che sia un grande messaggio sotto questo profilo perché ci aiuta a ripensare come sia necessario riannodare i fili di questa fiducia che è stata profondamente ferita. Io mi aspetto un premio da una banca, perché in questo film si racconta proprio che non è colpa del sistema banche, ma è colpa di determinate persone, ne bastano uno o due. Io il sistema banche, anzi, io lo proteggo, lo difendo, noi siamo qui anche per questo. Nel film c'è una tensione che cresce con la disperazione, con il senso di vuoto. Viene raccontato bene come il frutto del lavoro di una vita, i risparmi di tanti pensionati, di moltissime famiglie oneste, siano scomparsi nel vortice di un crack che ha inghiottito speranze, prospettive, intere esistenze. In questo territorio il dolore è stato enorme e ha coinvolto troppe persone, secondo me, troppe persone. Antonio, porca troia, anche tu. Cioè. Devi mettere tutto quello che hai in azione. Ma Maurizio, anche tu però con ste cazzo di azioni. Io non ho mai messo niente in azione, non sapevo niente di azioni. Io mi fidavo, mi sono sempre fidato. Non farmi sentire più deficiente di quello che sono anche tu. Migliaia di persone si sono fidate, credetemi. Hanno sbagliato. La verità è che dovevi diversificare l'investimento, non mettere tutto in una cosa sola. No, non sei mica in pensione. Dai Antonio, hai fatto una fesseria. Ma quindi la colpa è mia? La colpa è mia se quei ladri mi hanno rovinato e se hanno rovinato un intero paese, Sono io il coglione e non loro i delinquenti. Dimmi, è così? Ho sbagliato solo io, Umberto, dimmelo. Chi ha sbagliato solo io, dimmelo. Me lo devi dire. Me lo dovete dire. Antonio.